Tragedia sull'altopiano dove il corpo di una 39enne residente a Cesena è stato rinvenuto sotto l'altar Knotto in comune di Rozzo. La donna sarebbe precipitata nel dirupo sottostante la grossa roccia a forma di altare mentre stava facendo un'escursione con il suo cane ancora ieri sera. Sarebbe stato proprio l'animale a dare l'allarme, restando sul posto per sorvegliare la sua padrona continuando ad abbaiare. Il suo latrato insistente ha attirato in mattinata l'attenzione di un gruppo di turisti che hanno notato la donna nel burrone. Hanno allertato il sindaco Lucio Spagnolo, che a sua volta ha chiamato i carabinieri forestali. Sul posto il soccorso alpino di Asiago, ma ormai per la 39enne non c'era più nulla da fare. Guida cinofila iscritta al gruppo di Cesena, era esperta escursionista. Gli inquirenti sono risaliti alla sua identità attraverso il microchip del cane, un border collie, che ora si trova in custodia negli uffici comunali di Rozzo. Un luogo teatro di un alto dramma, giusto 2 anni fa, quando un trentenne di Rovigo precipitò e morì nel tentativo di recuperare il telefono cellulare, come ricorda il sindaco Spagnolo. A 2 anni esatti dalla morte di Andrea, un giovane di Rovigo lassù, stamattina è stata recuperata una giovane donna emiliana di Cesena che con il suo cane faceva una traversata dall'Altaburg verso l'Altarnotto, un luogo frequentato soprattutto in questa stagione da moltissimi turisti. Un ringraziamento quindi ai carabinieri forestali e al soccorso alpino e alla famiglia della giovane vittima le nostre condoglianze e le condoglianze da parte di tutta la comunità di Rozzo.